L'acqua è un bene prezioso, una risorsa vitale che la mano dell'uomo sta distruggendo. Io ero addetto alla produzione del PFOA. Il 20 agosto del 76 la ditta in oggetto versa di notte sostanze altamente nocive. L'inquinamento in Veneto è per estensione reale, per superficie, sicuramente uno dei più vasti misurati nel mondo. Il Veneto è una regione che ha patito tantissimo uno sviluppo industriale velocissimo ma non regolato. Sapere che l'acqua che bevevo dal rubinetto da bambina fino ad adesso è stata contaminata da qualcosa che noi non abbiamo chiesto e non vogliamo e non ci è stato detto niente, questo forse fa un po' male. Abbiamo scoperto un eccesso di mortalità per malattie cerebrovascolari, cancro del rene e della mammella. È come se tuo figlio avesse nel suo corpo una bomba innescata. Tu non sai quando esploda questa bomba, non sai quale organo andrà a colpire. So che qualcuno mi odierà, ma dico che questa è veramente stata una grandissima invenzione della chimica. La mia domanda personale è: era possibile utilizzare e produrre sostanze senza inquinare così tanto? I nostri figli, i nostri nipoti, in realtà nascono con queste sostanze chimiche nei loro corpi perché è la madre che glieli trasmette. Passa nel sangue, io non li ho voluti, non li ho cercati. Mia figlia ha 328 nanogrammi millilitro. 328. Ho iniziato a nuotare a 2 anni e mezzo, dal vaschino, partendo proprio dalle basi. Tutti i miei amici di quell'epoca stavamo lì dentro, imparavamo a fare le prime cose, le stelline, mettere per la prima volta la testa sotto e fare le bollicine. All'inizio delle medie ero passata finalmente all'agonistica e vedevo tutti i ragazzi che gareggiavano con me e io mi sentivo molto emozionata perché dicevo un giorno sarò come loro, gareggerò anch'io come i grandi, andrò anch'io alle nazionali, mi divertirò un sacco e riuscirò a portare a casa medaglie enormi, pensavo. Magari ho detto sarei diventata una nuotatrice famosissima, non lo so. Ah, questa qua è. Questa e questa qua. No, questa qua è del trofeo di Crema, che secondo me è stata una delle gare più importanti che ho fatto. E niente, sono arrivata terza. E quando sono arrivata a casa penso di averlo detto a tutti che avevo vinto sta gara qua anche a scuola, talmente tanto ero emozionata. Questa qua dove sono arrivata prima a Legnago e nel 2011-2012, quindi da quello che mi ricordo dopo che sono stata operata dovrei aver fatto questa gara qua. Avevo perso tanta resistenza e comunque il periodo in cui ho dovuto fare la radioterapia, quei mesi lì è stato abbastanza difficile da affrontare perché ero tanto piccolina, comunque non mi rendevo bene conto della situazione che stava accadendo. Io attualmente soffro di depressione, diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa
ipercolesterolo e leucocitosi cronica. E sono invalido civile al 75% e disabile al 75%. Sono entrato alla Miteni nel 1999 e sono uscito nel 2010. Quando sono entrato alla Miteni ero molto contento dopo aver visto la prima busta paga, perché prendevamo soldi che in altre aziende erano inconcepibili. Ho potuto fare un mutuo, comprarmi una casa, ho potuto cambiare macchina, ho potuto fare tante cose che un operaio normale non si può concedere di fare per via dello stipendio. Io problemi di salute li ho cominciato ad averne quando ero ancora alla Miteni. Mi sentivo poco bene, avevo male alle gambe, mi venivano giramenti di testa e cose simili. Però non sapevo di essere né diabetico né che ero lì in procinto di fare un infarto. La Miteni SpA produceva PFAS, sostanze chimiche largamente utilizzate nell'industria. I PFAS sono più di 4.700. I più noti si chiamano PFOA e PFOS. Le multinazionali della chimica ne conoscono gli effetti tossici da decenni. Io ho lavorato alla Miteni nel reparto dei PFAS. Producevo PFOA e poi altri 2 tipi di FAS. Il mio papà era un lavoratore veramente. È un uomo enorme, infinito. E era il mio papà. Mio papà ha lavorato alla Miteni per 12 anni. 12 anni intensi. Al lavoro lui faceva il settore ecologico, cioè praticamente gli scarti di produzione li doveva mettere in dei bidoni e poi con gli anni in dei fusti. Erano scarti chimici però. E mio papà aveva il colesterolo alto anche, sì. Sì, perché... Ma io pensavo fosse dovuto a quello che mangiava o a quello che beveva o a quello che respirava? È possibile? Una innovativa combinazione di sistemi antimacchia, idrorepellenza e Tefal Pan's exclusive thermospot. I change color when it's time to start cooking. This story is about a new plastic material trademark. L'applicazione di FAS io credo che siano in tutti i campi, quelli più noti, diciamo le coperture idrorepellenti o liporepellenti, cioè repellenti ai grassi, possono essere utilizzati nei vestiti, giacche tecniche, nelle padelle, nella carta, nelle vernici per l'esterno, nei tessuti. Il divano della nonna non si macchia più, una volta se toccavi il divano rimaneva una macchia. Gli esclusivi rivestimenti in tessuto antimacchia, grazie alle nuove tecnologie applicate ai filati. I PFAS sono molecole organiche realizzate con il fluoro, in modo che fluoro e carbonio siano collegati tra loro. Questi composti sono estremamente resistenti, non puoi distruggerli. Questa caratteristica del legame carbonio-fluoro dà alle molecole una grande stabilità chimica, inerzia chimica. Sono una cosa eccezionale, però hanno questo piccolo difetto. Noi le lasciamo comunque in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti per sempre. Noi le chiamiamo sostanze chimiche per sempre, perché rimangono nell'ambiente, rimangono nel corpo umano. Quando entrano nel tuo corpo, nel mio corpo, ci restano per moltissimi anni. I PFAS sono invisibili. Ormai sono nelle acque e nei terreni dell'intero pianeta.
nel sangue del 99% degli americani e di molti cittadini europei. In Italia si trovano in tutte le regioni, ma prima di questa storia nessuno, o quasi, ne aveva mai sentito parlare. Salve! Eccoci qua. La prima volta che ho sentito parlare di PFAS è stato attorno al 2008. Erano voci che cominciavano a diventare insistenti e che venivano dal mondo del lavoro sostanzialmente, ma anche dal mondo di Confindustria. Dicevano che all'interno della Miteni c'erano delle sostanze che avrebbero potuto procurare all'ambiente parecchi grattacapi. L'ambiente, diciamo, è una questione complessa qua da noi perché gli insediamenti industriali sono parecchi. Nel 2013-2014 il caso è formalmente deflagrato grazie all'intervento, diciamo, del CNR in primis. Si chiama PFAS ed è l'inquinamento dell'acqua a causa di sostanze chimiche. Il PFAS, acronimo che indica le sostanze perfluoroalchiliche, ha inquinato il bacino del Lagno Fratta-Gorzone, fra le province di Vicenza, Verona e Padova. Ci siamo accorti che tutti i campioni di quell'area, che era intorno zona Lonigo, diciamo, fino a Montagnana, erano inquinati con concentrazioni che erano forse fra una delle più alte state mai misurate in altri paesi. Trissino, a nord di Vicenza, qui sorge Miteni, la fabbrica degli PFAS finita sotto accusa per i corsi d'acqua e le falde contaminate. La additano come l'origine di tutto e l'inquinamento. Questa azienda è stata leader in Europa nella produzione di queste sostanze, con una capacità importantissima di penetrare nei settori in cui queste sostanze erano indispensabili, vedi l'industria tessile. Il distretto Conciario nell'Ovest Vicentino è un distretto importantissimo. Vale un po' di più dell'1% del PIL nazionale, che è una cifra di tutto riguardo, ma soprattutto tra indotto e assunti diretti dà lavoro circa a 8-10 mila persone. Attorno alla Concia e alla chimica che la supporta si è formato un blocco sociale potentissimo. Un blocco sociale in cui l'operaio, spesso e volentieri, difende le ragioni del padrone perché vede alternativamente minato il proprio benessere. L'inquinamento di Miteni, per le sue caratteristiche geologiche particolari, ha portato in falda una grande quantità di questa sostanza per tanti anni, probabilmente 40. Questi hanno alimentato la falda per una lunghezza che probabilmente arriva a 40-50 km e una superficie di 200 km quadri. Una falda si forma nel momento in cui l'acqua delle piogge penetra nei terreni. Più piove, più il livello si alza velocemente. Cosa succede nel momento in cui l'uomo mette un serbatoio o un deposito di sostanze contaminanti? Succede che il liquido contaminante prima se ne va verso il basso e appena incontra la falda prende la stessa direzione dell'acqua di falda. In quel momento si origina il plume che man mano che passa il tempo si allunga fino a fare, come nel nostro caso, 5-10 metri al giorno, il che vuol dire 1300-1500 metri all'anno, andando ad interessare terreni anche molto lontani dalla sorgente dell'inquinamento stesso. Negli anni il plume scende a sud, impregnando tutta la falda. Raggiunge i pozzi pubblici e da lì arriva nei rubinetti di 31 comuni. Inquina anche i pozzi privati. Colpisce 350.000 persone tra le province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo. Loro hanno bevuto per 40 anni acque con livelli microgrammi, 10 microgrammi. Ho visto pozzi privati che hanno ancora oggi
l'onigo 10 microgrammi di PFOA. Solo il PFOA, poi il resto. Questo è il punto. Ed è, penso che onestamente è la cosa che mi ha turbato di più di tutta questa vicenda. Sofia aveva 10 anni e faceva la quinta elementare che abbiamo scoperto questa malattia. All'inizio aveva fici con sangue, è stata ricoverata con terapia cortisonica per bocca e per vena ed era arrivata a 15-20 scariche al giorno e notte. Abbiamo scoperto appunto che aveva la colite ulcerosa, che è una malattia autoimmune che colpisce appunto il sistema dell'intestino. L'unica certezza che ci hanno dato è che non si sa come che è venuta, però sappiamo che ce l'avrà per sempre perché è una malattia cronica. In gravidanza di Sofia ho sempre bevuto acqua del rubinetto perché qua da noi ci è sempre detto che l'acqua del rubinetto è buona e io che l'acqua della bottiglia di plastica inquina, la plastica inquina e quindi si usava l'acqua del rubinetto. La mia storia è iniziata nel 2013, quando ARPAV ci ha chiesto di poter prelevare dell'acqua dal nostro pozzo che è censito. E noi eravamo convinti che a 104 metri di profondità non ci fossero i PFAS, perché era stato fatto appunto profondo per evitare ogni tipo di inquinamento. E invece, con nostra grande sorpresa e amarezza, abbiamo constatato che il pozzo aveva alte concentrazioni di PFAS. All'epoca aveva 10.000 nanogrammi in litro e nel tempo purtroppo sono aumentati. Oggi siamo sui circa 18.000, oscilla dalle piogge e quindi dall'andamento della falda. Poi rassicurati che questi PFAS non si sapeva se facevano male o non facevano male, noi abbiamo continuato ad usare quest'acqua, però ci rimaneva nel cuore il dubbio, ci rimaneva. Nel 2016 la Regione Veneto avvia i test di massa. Viene analizzato il sangue di 85.000 residenti della zona rossa, la più contaminata. Il valore limite di sicurezza è di 8 nanogrammi per millilitro di sangue. Quando arrivano i primi risultati, lo shock è fortissimo. L'Onigo è nella zona rossa della contaminazione. Qui la preoccupazione sale, soprattutto perché nei primi 50 14 esaminati i valori di PFOA sono in media 30 volte più alti che nelle persone fuori dall'area inquinata. Preoccupati sono anche... Le analisi dei ragazzi sono molto alte. Hanno valori elevatissimi. Partiamo dai 60 nanogrammi, arriviamo a 300, 400, 500, anche 700 nanogrammi. Parliamo sempre di 1 millilitro. 1 millilitro di sangue, un cucchiaino da caffè. E non è una sostanza che entra nel sangue e immediatamente crea una patologia. Queste sono sostanze che lavorano negli anni. Sono subdole, interferiscono con il nostro organismo, interferiscono con il metabolismo, interferiscono con le ghiandole, sono interferenti endocrini. L'ultimo studio del dottor Foresta ha detto chiaramente che i PFAS vanno a interferire con la fertilità. Ci siamo accorti che gli studenti che provengono dalle aree
particolarmente inquinati del nostro Veneto, hanno una minore concentrazione di spermatozoi nel liquido seminale. I testicoli sono leggermente più piccoli, ma sono più piccoli, e ridotta la distanza ano-genitale. Abbiamo trovato intanto nel liquido seminale dei soggetti esposti elevate concentrazioni di PFAS. Abbiamo trattato spermatozoi di soggetti normali con PFAS alle concentrazioni che si trovavano poi nei soggetti esposti e abbiamo visto che la conseguenza è quello di ridurre la motilità da una parte, ma come ci aspettavamo di legarsi tenacemente alla membrana degli spermatozoi. Allora siamo andati a studiare l'effetto dei PFAS sul sistema recettore testosterone e abbiamo visto che i PFAS bloccano il recettore per il testosterone e ne modificano l'attività di circa il 50%. Nella donna abbiamo scoperto un altro fenomeno molto importante. Sempre come interferente endocrino, il PFAS altera il recettore per il progesterone. Il progesterone è l'ormone della gravidanza. Quando il progesterone è basso o non funziona, si ha la difficoltà al concepimento. Ci sono prove che se una donna incinta è esposta a elevate concentrazioni di PFAS, è più probabile che abbia un aborto spontaneo. È anche più probabile che, se porta a termine la gravidanza, avrà un bambino con un peso alla nascita molto basso, inferiore a 2,5 kg. Non ho fatto una bella gravidanza con Sofia. Sofia è nata a pretermine, ho avuto anche un ricovero perché avevo contrazioni al 7° mese di gravidanza e Sofia è nata a 37 settimane. Una donna che allatta al seno può trasmettere gran parte dei suoi PFAS al bambino attraverso il latte materno. Vuol dire che il latte materno, che è il miglior nutrimento del mondo ed è il miglior nutrimento per il neonato, vuol dire che il cibo sacro è stato contaminato dalle industrie chimiche. I miei figli hanno valori molto alti. Vanno da 328 a 175, a 173, a 180. Io che sono la sua mamma, che sono la più grande, ne ho 94. Io mi sono liberata di queste sostanze, dandole il loro sangue durante la gestazione, ma anche allattandoli. Io i miei figli li ho allattati tutti, fino a dopo l'anno, perché ci credevo a questa cosa. Ora pensare che forse io gli ho dato questi veleni nel loro sangue, mi fa stare male. Abbiamo scoperto un eccesso di mortalità per tutte le cause, per diabete, per malattie cerebrovascolari, infarto del miocardio e malattie d'Alzheimer, cancro del rene, della mammella, anche un eccesso per cancro dei testicoli, cancro del pancreas e delle leucemie. È come se tuo figlio avesse nel suo corpo una bomba innescata. Tu non sai quando esploda questa bomba. Può esplodere fra un anno, fra 10, può esplodere fra 15, non sai quale organo andrà a colpire. Io non parlo quasi mai a loro di tante cose, ma io il lavoro che faccio lo faccio senza che loro se ne accorgano tanto, perché io non voglio trasmettergli questa cosa, che non è giusto. Ci penso io ci pensiamo noi mamme a proteggerli a modo nostro. L'inventore dei PFAS è Roy Plunkett, il papà delle pentole al Teflon. È un chimico americano alle dipendenze della multinazionale DuPont. È il 1938. Siamo alle porte del nuovo conflitto mondiale. Pensate, i primi PFAS saranno utilizzati nel processo di costruzione della bomba atomica.
resistono persino all'uranio arricchito. A guerra finita, quelle molecole diventano una miniera d'oro. In Italia i PFAS arrivano pochi anni dopo. La manifattura Lane Marzotto era la seconda industria laniera d'Europa negli anni 50, anni 60 e quindi loro già avevano provato questi composti acquistandoli negli Stati Uniti d'America a dei prezzi particolarmente elevati. 1 chilo di PFAS costava come mezzo chilo di oro e allora hanno pensato di provare a produrli in casa per applicarli agli indumenti, ai capi di vestiario, per impartire loro questa proprietà della idrorepellenza o della oleorepellenza. Il segno distintivo di questo gruppo tessile è costituito dallo speciale trattamento antimacchia dei tessuti. Con questo trattamento si riduce al minimo ogni manutenzione. Lo sporco si toglie con estrema facilità, senza lasciare alone. Nel 1963 il conte Giannino Marzotto fonda il primo laboratorio di ricerche, la RIMAR. La sede è nelle vecchie scuderie di famiglia, un fabbricato settecentesco che serve come autofficina per le macchine da corsa. E Giannino Marzotto vince alla media di 142 km/h. L'attività era attigua alla canonica, a 50 metri dall'asilo infantile. Oltre un centinaio di bambini frequentavano l'asilo parrocchiale. I bambini manifestavano sintomi tipici da irritazione, per cui mal di gola, bruciore agli occhi, problemi da un punto di vista di difficoltà respiratorie, proprio per la vicinanza di questa attività. Agosto 1966 una fuoriuscita importante di acido fluoridrico brucia letteralmente la vegetazione del brolo del ciprete. L'azienda viene trasferita fuori dal centro abitato. La norma prevedeva il trasferimento delle attività cosiddette insalubri in zona non abitata. Nei primi mesi del 1973 la RIMAR ha ritenuto di intraprendere un'altra via, di sintetizzare degli altri composti fluorurati, che loro chiamavano benzotrifluoruri. Il 20 agosto del 76, l'amministrazione provinciale di Vicenza è giunta segnalazione a questi uffici che la ditta in oggetto versa di notte nel torrente Poscoli reflui provenienti dalle lavorazioni, reflui che, date le inconsuete modalità di smaltimento, si presume possono contenere sostanze altamente nocive. I residui di produzione di benzotrifluoruri venivano scaricati nel Poscola. L'acqua di quel periodo è stata analizzata dall'Istituto di Igiene e Profilassi, il quale ha riscontrato le stesse sostanze che venivano prodotte all'interno della società RIMAR. Tutti i pozzi che analizzati mostravano la presenza di queste sostanze furono dichiarati non idonei all'uso potabile. La falda necessariamente fu abbandonata. Il processo che partì in quegli anni si chiuse nell'aprile del 79 con una sentenza di assoluzione. La sentenza dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il fatto non sussiste e dichiara estinto il reato contestato per intervenuta amnistia. In quella falda c'erano anche i PFAS. La loro produzione era iniziata anni prima, però nessuno ne era a conoscenza e verosimilmente non c'erano neanche a quel tempo degli strumenti di laboratorio in grado di misurarli alle concentrazioni alle quali sono stati poi trovati in questa zona della valle. Nel 1988 la RIMAR viene acquistata da Mitsubishi e da Enichem, che la trasformano in miteni. Nel 1996 Mitsubishi acquista tutte le azioni, ma l'azienda è gravata dai debiti e nel 2009 viene venduta alla holding lussemburghese ICG, International Chemical Investors Group, al prezzo di €1.
Inquinamento da PFAS, indagati 9 manager della Miteni di Trissino e l'azienda. Finita sotto inchiesta l'area in cui nei giorni scorsi è stato ritrovato materiale di presumibile origine industriale. I rifiuti interrati sono stati trovati a gennaio del 2017 sull'argine del fiume Poscola. Si trattava di scarti di lavorazione industriale, quindi materiali gommosi, sacchetti di plastica contenente calce. Il mio papà ci diceva che questi rifiuti venivano trattati con la calce. Questi rifiuti li chiamava fanghi, anche se effettivamente erano acidi. Scaricavamo nei fanghi questi prodotti che erano reflui, che erano scorie. Con la ruspa li frammentavano il più possibile in modo da renderli quasi invisibili e poi andavano via con dei camion e venivano scaricati in qualche discarica, anche se non avrebbero potuto trattarli in questo modo, perché anche i fanghi del depuratore non potevano essere smaltiti in questo modo. Nella sede della Miteni abbiamo trovato il contratto di compravendita relativo al passaggio della proprietà della Miteni dalla Mitsubishi alla ICIG per il valore di compravendita di €1. Il valore di €1 ci ha stupito molto, anche se di per sé non rappresentava una prova, ma sicuramente uno spunto investigativo. Pochi mesi prima la stessa Mitsubishi aveva fatto stimare tra i 12 e i 18 milioni di euro il prezzo di un eventuale smaltimento e bonifica della ditta. Quindi la Mitsubishi ha ritenuto molto più conveniente procedere ad una vendita piuttosto che a uno smaltimento e alla bonifica. 10 anni prima, in America, i PFAS già si conoscevano. È il 1999 quando scoppia uno scandalo. L'acqua potabile di 70.000 persone è stata avvelenata. Comincia una lunga battaglia legale contro la DuPont, a cui si impone di finanziare un vasto studio scientifico sulla popolazione. Lo studio svela un'associazione tra i PFAS e ben 6 patologie. L'avvocato Robert Bilott ottiene il risarcimento di $750 milioni a favore della popolazione colpita. È arrivato in Veneto Robert Bilott, l'avvocato che scoperchiò negli Stati Uniti l'inquinamento da PFAS alla DuPont. Quando ho dovuto affrontare le stesse situazioni in West Virginia e Ohio, stavamo parlando di circa 70.000 persone che bevevano acqua contaminata. Qui stiamo parlando di centinaia di migliaia. L'avvocato Bilott conosceva la Miteni perché un giorno, proprio durante il processo contro la DuPont in America, l'azienda, la DuPont, aveva portato alcuni studi sull'esposizione a PFAS proprio provenienti dalla Miteni, firmati dal dottor Costa, da cui appunto emergeva che queste sostanze al massimo potevano arrecare un leggero aumento del colesterolo nel sangue. Gli studi sui lavoratori miteni vengono utilizzati come prova a difesa della DuPont. È il segno che tra le due industrie c'era uno scambio segreto di documenti e di intenti. Sul PFOA non c'era nessun allarme da noi, non sapevamo del fattaggio successo in America e avevamo il dottor Costa che veniva a visitarci 2 volte l'anno e ci diceva che il PFOA non fa niente e anzi addirittura una volta è arrivato a dirci che fa bene per il colesterolo buono. Giovanni Costa, professore di medicina del lavoro all'Università di Milano, è stato il medico aziendale di Miteni per 40 anni. Costa è considerato un luminare della materia. Gli abbiamo chiesto un'intervista, ma essendoci un'inchiesta in corso, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni. Ha firmato uno studio sulle scimmie in cui uno dei risultati è l'evidente effetto epatotossico. Poi studia i lavoratori, perché li studia per 40 anni, e l'effetto che ha imparato a vedere sulle scimmie mi scompare e a me mi viene fuori una mortalità mostruosa per danni al fegato. Su incarico della Regione Veneto, il dottor Merler valuta la mortalità di 462 lavoratori miteni dal 1970 al 2018. Questo gruppo lavorativo è un gruppo nel complesso che risulta avere una mortalità elevata in assoluto. Una causa di morte particolare è
un numero importante di suicidi tra i dipendenti. Il secondo filone sono invece degli aumenti netti di mortalità per cirrosi epatica, tumori epatici e tumori del sangue. Il dottor Costa veniva in azienda, arrivava all'USL, ci faceva i prelievi del sangue e poi andavano in America. Le vere analisi per sapere quanto PFOA nel sangue avevo non le ho mai ricevute. Ogni anno gli facevano esami del sangue, visite, delle quali però non abbiamo nessun riscontro perché queste analisi erano fatte in ditta e restavano in ditta. Nei lavoratori dell'azienda Miteni i valori rilevati sono andati fino a oltre 90.000 nanogrammi per millilitro. Un medico l'ha operato, gli ha tolto un rene e ha tolto il tumore. Purtroppo il tumore si era già infiltrato nella vescica e allora dopo un paio d'anni hanno operato anche la vescica. Però era già scoppiata una metastasi che non gli ha dato scampo. Il professor Costa comunicava formalmente allo SPISAL e quindi all'autorità sanitaria preposta che cosa faceva in azienda. Lo SPISAL avrebbe potuto dire mi va bene con questi limiti, non mi va bene, ha sempre solo detto mi va bene. Allora uno si domanda dove erano le autorità sanitarie. Il problema non è che cosa faceva la Miteni, è che cosa non facevano. Non c'è stato un ruolo attivo di controllo. Per decenni l'autorità sanitaria che doveva vigilare sulla sicurezza dei lavoratori non si accorge di nulla, ignorando anche lo scandalo americano. Nel 2020 l'INAIL riconosce le prime malattie professionali. Il danno all'ambiente e alla salute è ormai fatto. La Regione Veneto corre ai ripari. Prima mette i filtri ai pozzi pubblici, poi costruisce nuove condotte per prendere acqua pulita a 60 km di distanza. I nuovi acquedotti costano a tutti noi 135 milioni di euro. Questa centrale di produzione di acqua, che è di 500 litri al secondo, verrà sostituita con acqua proveniente da fonti non contaminate. Siamo molto danneggiati da questo disastro ambientale, da questa gravissima contaminazione. Noi avevamo una centrale qui con una produzione di acqua di eccellente qualità. Qui ci troviamo nella nuova stazione di pompaggio. In questo momento sta portando l'acqua alla zona di Lonigo. Da qui partono 6 pozzi che vanno a sostituire i vecchi pozzi, quelli che sono inquinati da FAS. Altra azione molto forte che è stata fatta dalla Regione Veneto è imporre limiti anche sugli scarichi industriali sulle acque superficiali e anche sugli scarichi dei depuratori. I depuratori non riescono ad abbattere i FAS allo scarico. Non hanno la tecnologia adatta per riuscire ad abbatterli. I depuratori di cui parla Michela sono 5. Raccolgono gli scarichi di tutto il distretto industriale dell'Ovest Vicentino e arrivano qui, nel collettore Arica. Quest'acqua scura viene diluita con acqua pulita dell'Adige, che poi va ad irrigare i campi. Nel collettore Arica ci sono ancora concentrazioni significative di PFAS, perché ovviamente ci sono attività produttive che li usano ancora, ad esempio il sistema conciario, ma c'è anche un uso dell'acqua di falda che comunque poi viene riscaricato nella depurazione. E infatti la Regione Veneto ha ripreso in mano tutte le autorizzazioni integrate ambientali e ha posto a queste ditte limiti anche sui FAS. E su questo abbiamo ricorsi importanti fatti dalle stesse aziende, ma i ricorsi si basano su un punto, che non è giusto porre dei limiti
in Regione Veneto e magari di fianco in Lombardia scaricano o di fianco in Piemonte scaricano. Sono entrate al Parlamento europeo a Bruxelles per far sentire direttamente le loro voci le mamme no PFAS. Hanno chiesto all'Europa limiti molto stringenti, se non proprio pari a zero. Arriva al Ministero dell'Ambiente la protesta delle mamme del Veneto che da anni combattono contro l'inquinamento da PFAS. L'allegato ambientale verrà proposto sotto forma di disegno di legge, il cui iter parlamentare durerà circa un anno. La legge sui limiti agli scarichi non è mai arrivata in Parlamento. Nel 2020 l'Europa emana una direttiva sulle acque potabili, ma non sulle acque di scarico, che restano senza regole. Intanto, i PFAS di vecchia generazione, come il PFOA e il PFOS, vengono banditi in tutta Europa. La Procura di Vicenza, però, apre una seconda inchiesta contro Miteni. Questa volta l'accusa è lo sversamento in falda dei PFAS di nuova generazione. Nel 2018 Miteni fallisce, ma il terreno e la falda sono ormai pregni di PFAS vecchi e nuovi che continuano a fluire in grosse quantità. Qui siamo in un orto lungo il Retrone, il fiume contaminato da PFAS. Nel punto delle risorgive, sempre contaminate con valori importanti di PFAS. Molto probabilmente l'acqua per irrigare questo radicchio, questo orto, viene presa dal fiume e mi chiedo cosa stiamo mangiando. I figli degli agricoltori e degli allevatori hanno valori di PFAS nel sangue che sono 3 volte tanto quelli dei ragazzi che hanno solo bevuto l'acqua dell'acquedotto contaminata. Per cui una fetta importante di contaminazione a livello del sangue è data proprio dall'alimentazione. I campi ovviamente non vengono innaffiati con l'acqua dell'acquedotto. I campi vengono innaffiati con l'acqua delle acque superficiali e con le acque dei pozzi e questi sono assolutamente contaminati. L'acqua dei pozzi non è sempre sottoposta a controllo né ufficiale, quindi da parte delle autorità competenti, né da parte dei privati e questo rimane un fattore di rischio importante per la popolazione di quelle zone. Dai, su ragazze! I pozzi sono migliaia nella zona perché servono per l'irrigazione, in quanto le produzioni soprattutto di uva e anche quelle di cereali di cui hanno bisogno di irrigazioni settimanali mediamente. Penso che censiti non sono censiti tutti quanti. Questa è una terra di grandi eccellenze, filiere agroalimentari che vanno dai vini alla carne, dal latte alle produzioni ortofrutticole. Prodotti che finiscono sul mercato nazionale, ma anche su quello europeo. I primi a farne le spese sono gli agricoltori, gli allevatori e i consumatori. Abbiamo avuto aziende di allevamenti che per prima cosa hanno dovuto allacciarsi all'acquedotto per avere la garanzia dell'acqua pulita e di conseguenza va da sé che il costo della risorsa acqua è molto più elevato rispetto ad avere un pozzo proprio. Io sono mamma di 2 ragazze ormai, però sono una mamma anche consapevole e critica facendo parte dei gas. Scelgo di rivolgermi a produttori che sono al di fuori della mia area. Scelgo di comprare il radicchio magari nel nord vicentino, dove so che la falda non è contaminata. Noi abbiamo trovato innanzitutto per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale che non c'è un rischio, cioè i livelli di contaminazione sono assolutamente trascurabili. Abbiamo trovato dei campioni positivi nel pesce, abbiamo trovato sempre livelli di contaminazione analiticamente evidenti
nel fegato dei suini e dei bovini allevati e macellati in questa zona. Quando la dottoressa Ricci parla di valori trascurabili, si riferisce ai PFAS di vecchia generazione trovati sui vegetali. Peccato però che la Regione Veneto non ha mai pubblicato le analisi sui PFAS di nuova generazione. Per la comunità scientifica, questi nuovi PFAS sono tossici e si accumulano soprattutto su frutta e verdura. L'indagine sugli alimenti probabilmente deve essere rifatta per un semplice motivo, perché anzitutto deve essere aumentato il numero dei campionamenti, cioè se da un punto di vista statistico abbasso il numero dei campionamenti, quindi delle ricerche, è normale e anche abbastanza probabile che non troverò tutta una serie di elementi. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha cambiato in qualche maniera le regole di ingaggio, cioè ha stabilito che la soglia di PFAS presenti nei cibi è molto meno tollerabile adesso nelle valutazioni che si fanno adesso rispetto a quello che succedeva nel passato. Questo problema dell'abbassamento ha creato che chiaramente quantissimi alimenti, probabilmente anche in aree non impattate, sarebbero potenzialmente a rischio di consumo. Rifaremo le analisi in modo più preciso. Adesso bisogna che i legislatori europei facciano la norma e definiscano il limite, perché sennò noi non possiamo fare niente. Quell'alimento lì rimane sul mercato. Saluto in particolare i genitori attivi nelle zone contaminate del Veneto. Papa Francesco fa scattare l'applauso e le urla di gioia. All'udienza generale del mercoledì in Vaticano sono state invitate anche le mamme no PFAS. C'è una svolta nelle indagini. I carabinieri del NOI di Treviso hanno appena depositato la loro relazione tecnica. La relazione dei carabinieri parla chiaro. Dal 1990 al 2009 Miteni fa valutare lo stato di inquinamento del sito. Quindi l'azienda sa dell'inquinamento, tanto che nel 2005 fa costruire una barriera idraulica per contenerlo. Nel 2017, di fronte alle accuse dei carabinieri, l'ultimo amministratore delegato di Miteni si difende così. La prima informazione è che di quegli studi fatti sui terreni prima dell'ingresso dell'attuale proprietà, né io, né la proprietà, né i manager che lavorano in questa azienda ora ne sapevamo nulla. Miteni sapeva dell'inquinamento dal 2005 e non ha mai comunicato agli enti competenti, come sarebbe stato previsto dalla normativa ambientale, la reale gravità di questo inquinamento, con conseguente impossibilità di addivenire all'opera di bonifica. L'ipotesi è che i fatti siano risalenti ancora fino al 1960 e siano continuati dopo la cessione della proprietà nella reciproca consapevolezza. Se io fossi stato nella regione mi sarei interrogato, avrei chiesto esattamente quale tipo di produzione era in atto dentro la Miteni e poi avrei cercato quelle sostanze nell'ambiente. È la cosa più semplice da fare. Non si può chiedere a un perito che va in un'industria chimica, verifica che ci sono dei pozzi, che vengono detti dall'industria e da altre persone che sono autorizzati per il prelievo, a pensare che quelli siano pozzi ad uso di barriera idraulica per un inquinamento che non conoscevi neanche in America, perché era ancora prima dell'inquinamento che conosciamo in America. In conclusione, Miteni dice che non sapeva nulla dell'inquinamento. La regione dice che chi doveva controllare non poteva conoscere quel tipo di inquinamento. Secondo i carabinieri, Miteni sapeva tutto e c'è stata la volontà dei tecnici ARPA Veneto di non far emergere la situazione. Centinaia di persone in corteo a Venezia chiedono alla regione la bonifica delle zone inquinate da PFAS. Bonifica è vita, la pazienza è finita! La messa in sicurezza che c'è in questo momento non serve assolutamente a niente.
perché gli inquinanti sono scappati, stanno continuamente inquinando la nostra falda. Il ricambio naturale potrebbe essere 70-100 anni, il problema è che c'è ancora a monte di questa falda l'area Miteni, dove è una sorgente continua di alimentazione, è una sorgente che va messa in sicurezza in maniera efficace, altrimenti continuiamo ovviamente ad alimentare queste molecole sulla falda. Ci saranno le mamme no PFAS, i legali degli imputati e le decine di parti civili stamattina in tribunale a Vicenza per la prima udienza del processo per l'inquinamento da PFAS davanti al giudice Roberto Vendilla. Tutto bene? Come andiamo? Bene, bene. Bene, io sono molto agitata e molto emozionata, però ho già l'ansia. Va bene, ci vediamo dentro. È un'ansia positiva. È un'ansia positiva. Prego un altro. Sono ancora difensori degli indagati? No, perfetto. La nostra linea difensiva è l'assoluta estraneità a questi fatti che sono stati contestati. All'udienza preliminare in corso su Miteni e l'inquinamento da PFAS si fonde il troncone sulla contaminazione da nuove sostanze GenX e C6O4. Ci sarà un solo procedimento. Tra 2 settimane si saprà se i 15 imputati per l'inquinamento andranno o meno a processo. Oggi è stata la volta degli avvocati. Riteniamo insomma che le contestazioni non siano fondate, non vi erano limiti agli scarichi, non vi era nessuna certezza e sicurezza, anzi, della pericolosità delle sostanze. Avete chiesto il proscioglimento? In non dovessi procedere, questo posso confermarglielo. Inutile commentare, aspettiamo gli esiti del giudizio, scusate. È l'acqua che abbiamo raccolto stamattina e che porteremo fino a Vicenza davanti al tribunale. Chi ha inquinato deve pagare, chi non ha vigilato deve pagare, chi ha dato i permessi deve pagare, chi si è girato dall'altra parte deve pagare. Vogliamo credere che possa esistere ancora una giustizia. Quando mi sono qualificata per le nazionali e facevo tempi come 30-32 secondi, per me erano tempi veramente, dicevo wow, com'è che facevo a fare queste cose qua, una velocità assurda. Il problema è stato che a causa della radioterapia che ho dovuto fare, ho dovuto seguire anche una dieta di un mese. Io dovevo andare a fare le nazionali, ma a causa della dieta che ho dovuto seguire hanno deciso di non portarmi via, poiché comunque anche dove saremmo stati non potevano fare una dieta soltanto per una persona. Quindi quando me l'hanno detto è stato veramente tanto brutto. Una tra le cose più brutte penso che mi siano state dette. Da lì dopo ho perso la voglia e non ci sono più voluta andare. Alla fine il sogno di una vita era finito lì. I tempi li avevo fatti e non riuscivo a capire il perché non potevo andare alle nazionali. Claudia è cresciuta a Montagnana, uno dei paesi più contaminati dai PFAS. Aveva 11 anni quando le hanno asportato la tiroide a causa di un tumore.
L'acqua era la sua vita. Tutti rinviati a giudizio dalla Corte d'Assise di Vicenza, i 15 dirigenti imputati, rigettate le eccezioni. Piangiamo di gioia perché quello che avevamo paura noi è che non ci fosse la possibilità di percorrere questa strada, invece ce l'hanno aperta, giusto? Quindi sarà un cammino in salita, però la strada c'è. Lei è comunque fiducioso che questo processo porterà a qualcosa? Che domanda difficile. Che tutto quello che è successo qui da noi venga bloccato subito in Piemonte, perché la produzione della Miteni, ricordiamoci che da qua è passata tutta là, e quei figli là sono sempre